I lavoratori del Bel Paese si preparano ad incassare la 14ª. Tra questa settimana e la seconda di luglio, oltre 7,6 milioni di italiani riceveranno la mensilità in più per un importo medio di 1.263 euro per i dipendenti e di circa 525 per i pensionati, per un totale di circa 7 miliardi. Una iniezione di liquidità consistente attesa dai lavoratori e quest'anno anche dalle imprese che dopo una primavera sottotono puntano ad intercettare almeno in parte l'effetto 14ª sui consumi, 2,3 miliardi di euro di spese in più, la maggior parte per turismo e moda. Al via Drone Contest, un concorso lanciato dal gruppo Leonardo che vuole coinvolgere 6 università per elaborare e sviluppare ricerche di intelligenza artificiale legate ai droni. La presentazione si è tenuta all'Innovation Day in corso a Torino, coinvolti il Politecnico del capoluogo piemontese di Milano, l'Università di Bologna, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Roma Tor Vergata e la Federico II di Napoli. L'obiettivo dell'iniziativa è includere anche grandi aziende, piccole e medie imprese, spin-off e start-up. Sottoscritto un accordo di collaborazione dalla durata biennale tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio e Consip per il confronto, l'analisi, l'approfondimento e la condivisione di esperienze nella gestione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni centrali per accelerare l'iter di riqualificazione sismica degli immobili dello Stato. L'intesa prevede la messa a disposizione reciproca di informazioni e dati relativi a consistenze immobiliari, costi energetici e gestionali degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni centrali. Con le informazioni desunte le database dell'Agenzia del Demanio, Consip potrà progettare, con l'obiettivo di gestire i dati in maniera efficace ed integrata, iniziative di acquisto centralizzato. Un naso elettronico in grado di rilevare imperfezioni negli incollaggi dei pannelli in composito degli aerei che potrebbero compromettere la robustezza dell'intera struttura. È quanto mette a disposizione un team multidisciplinare del Centro Ricerche Enea di Portici, nell'ambito del progetto europeo finanziato dal programma di ricerca H2020 per lo sviluppo di tecnologie sulla sicurezza dei moderni aeromobili che fanno largo uso di materiali in fibra di carbonio. Alla data del 31 marzo le controversie tributarie pendenti, pari a 366.282, sono inferiori del 10,42% rispetto al 31 marzo 2018 e rilevano un trend in costante diminuzione. Le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel primo trimestre 2019, pari a 50.827, registrano una riduzione del 13,03% rispetto all'analogo periodo del 2018. Le controversie definite sono state 58.535, con un calo tendenziale dell'11,80% rispetto al medesimo periodo del 2018. In particolare, le nuove controversie presentate in primo grado presso le commissioni tributarie provinciali, CTP, sono state pari a 37.731, in diminuzione dell'11,01%. I ricorsi definiti, pari a 43.241, registrano un calo del 15,42%. Nelle commissioni tributarie regionali, CTR, gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 13.096, risultano in calo del 18,39%.